Quando ero bambino io, il Padova giocava alla Piani e in Prato della Valle si veniva a mangiare la pizza o da Zairo o da Orsucci. Adesso ce ne sono molti di più, di posti dove si può gustare il piatto napoletano che in realtà qui è fatto da un pugliese e da Orsucci è fatto da un toscano. Ma chi se ne frega delle regioni, l'importante è che la pizza sia buona. E noi qua siamo tra gli ultimi arrivati, perché prima di voi c'era Zairo, prima di voi c'era Orsucci qua, ma anche voi vi siete messi a fare la pizza e non solo, con 2 locali, perché Marco ama talmente il Prato della Valle che ne ha aperti 2 negli ultimi 10 anni, Box 1 e Box 2, uno è pizza, l'altro è anche bistrò e ristorante. Ma quanto bello è stare in Prato della Valle che hai raddoppiato? Noi Prato della Valle lo amiamo perché è una delle piazze più belle di Padova. Siamo qui ormai da 10 anni, amiamo tanto questo posto che l'abbiamo fatto amare sia ai padovani che ai turisti che vengono a visitare la nostra Quindi città. c'è un mix, non vengono solo i padovani da te? No, vengono i turisti perché abbiamo comunque la Basilica del Santo e comunque Prato della Valle, se uno viene a visitare Padova, deve venirla a vedere. E se uno deve visitare Padova, deve passare anche dal box. Grazie. E come diceva quello dell'Amaro, contro il logorio della vita moderna, un caffè. Qua ce ne sono molti, sono tutti buonissimi, ognuno poi ha il suo preferito. Qui in Prato della Valle o te lo prendi da panciere gelato o te lo prendi al chiosco. Altro che l'amaro al cartofo. Questo è buono.